La diffusione della droga nel Nuorese, una problematica che conferisce alla provincia un record italiano negativo per numero di reati relativi alla coltivazione, il 20% della cannabis sequestrata in Italia proviene dalla Sardegna, e al consumo, e che pone criticità sotto l'aspetto legale e sociale. Se ne è parlato ieri pomeriggio presso l'auditorium della Biblioteca Satta di Nuoro nel corso di un convegno organizzato dalla sezione nuorese dell'Associazione Unione degli Avvocati della Sardegna. L'esigenza di organizzare questo convegno nasce prima di tutto dall'analisi dei dati, perché Nuoro purtroppo lo sappiamo veramente ha il triste primato sul consumo di cannabis, ma è in vetta anche per quanto riguarda il consumo di altre sostanze stupefacenti. Quindi questi dati, quindi questa diffusione della droga specialmente tra i giovani ci hanno spinto a organizzare un convegno che chiaramente affronta la questione sia dal punto di vista giuridico che sociale. All'incontro, coordinato dall'avvocata Sabrina Cadinu del Foro di Nuoro, hanno preso parte in qualità di relatori il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, la procuratrice della Repubblica di Nuoro Patrizia Castaldini, Mauro Busceddu, presidente del Tribunale di Nuoro, e l'avvocato Pasquale Ramazzotti. A portare la testimonianza dello stato dell'arte dal mondo della scuola, dove l'urgenza delle attività di intervento e soprattutto prevenzione è maggiore, la dirigente scolastica dell'Istituto Superiore Ciusa di Nuoro, Silvia Meloni. Il punto è proprio parlare del perché c'è una così ampia diffusione della droga nel territorio, specialmente nel mondo giovanile. E tutti i relatori, sicuramente anche la professoressa Silvia Meloni, che comunque è preside di due licei, metteranno probabilmente in luce quegli aspetti.